Il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini oggi a Cosenza per presentare il suo libro Disadorno e altre storie. Prima il ministro ha incontrato il comitato Piazza Piccola che ha lanciato un appello sulle gravi condizioni in cui versa il centro storico. Ancora senza soldi, tirocinanti che lavorano negli enti pubblici e privati della Calabria. Stamattina nuova vibrata protesta a Cosenza, 6.000 le famiglie in difficoltà nella regione. 2 morti sulle strade calabresi in meno di 24 ore, a perdere la vita un giovane di 28 anni a Soriano e un 16enne nel Reggino. Tutti i sindaci della Calabria convocati a Catanzaro dal presidente Oliverio, all'ordine del giorno i problemi della sanità. A Reggio lo spettro del dissesto nel comune di Reggio, voci sempre più insistenti disegnano scenari inquietanti per la città dello Stretto. Il sindaco di Varapodi a gamba tesa sul consorzio di bonifica, pretendono pagamenti per servizi mai effettuati, l'appello agli agricoltori, non pagate. Camper in fiamme a Camigliatello, salvo una famiglia di Catanzaro, è stato il padre a compiere il gesto eroico, ora è ricoverato all'Annunziata con ustione di primo e secondo grado. Bottino magro per le calabresi militanti nel campionato di Serie C, 3 pareggi e una sconfitta, intanto comincia la settimana d'attesa per il derby Rende Cosenza. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini oggi a Cosenza per presentare il suo libro Disadorno e altre storie. Prima il Ministro ha incontrato il comitato Piazza Piccola che ha lanciato un appello sulle gravi condizioni in cui versa il centro storico. Il Ministro ha risposto al comitato impegnandosi ad inserire anche Cosenza nella sperimentazione che il suo Ministero sta avviando sui progetti organici di ristrutturazione dei centri storici attraverso i fondi europei. Sentiamo. No, guardi, io oggi parlo solo di Cosenza. È così che il ministro dei beni culturali Dario Franceschini liquida i cronisti. Un solo argomento, il suo nuovo libro e magari anche la città di Cosenza. Franceschini ha infatti incontrato alcuni rappresentanti dei comitati di salvaguardia del centro storico cosentino, ma al centro della giornata c'era proprio Disadorno e altre storie, il volume presentato nel ridotto del Teatro Rendano, davanti ad un corposo parterre. Un volume denso di atmosfere rarefatte e surreali che fanno da cornice ai diversi racconti. Che sia proprio la semplicità il segreto della felicità? Beh, non mi sono posto un obiettivo, mi diverto a scrivere, è un modo di prendersi degli spazi di libertà rispetto alla vita di tutti i giorni e quindi raccontare storie davvero è una grande opportunità, come andare in altri tempi, vivere altre vite, essere altre persone, spazi di libertà. L'ispirazione, ha detto il ministro, non viene quasi mai dalla sua vita politica. Leggendo, frequentando, dalla politica poco. Vibrata protesta questa mattina a Cosenza dei tirocinanti che aspettano da mesi di essere pagati, sono 6.000 in Calabria e prestano servizio in enti pubblici e privati. Chiedono l'intervento immediato del presidente Oliverio per sbloccare le risorse. Ma io a casa a mangiare un civaio, poi io a casa di frati per mangiare, questo è il problema, voglio. Ecco dove siamo arrivati, questo è il problema, noi non abbiamo più niente, ci hanno lasciati in mezzo alla strada questi grandi signori. È un'ingiustizia, gridano, sono madri e padri che non riescono a portare a casa il pane. Questa mattina la protesta dinanzi alla sede INPS a Cosenza, 6.000 in Calabria i tirocinanti che ormai da mesi lavorano per enti pubblici e privati, percorsi avviati a giugno, ma di retribuzione nemmeno l'ombra. Dovrebbe essere l'INPS ad erogare le spettanze, ma non può farlo senza il via libera da parte di Regione e Ministero, un ginepraio della solita burocrazia malata e a pagare sono i più deboli. Ci sono persone che hanno paura del sabato e della domenica, persone che hanno figli che vanno all'asilo, perché quando arriva hanno paura che gli chiedono mamma mi compri questo, mi compri quell'altro e non ce li hanno i soldi per comprare qualcosa ai loro figli. Nei giorni scorsi un incontro a Catanzaro con la mediazione del prefetto Latella in cui è stata avanzata la richiesta di poter erogare 15 milioni sui 29 necessari per poter pagare almeno 3 mensilità. Di fatto però sembra ancora tutto fermo. Entro oggi, caro Presidente Oliverio,
io ci sto mettendo la mia faccia, ci metta la sua davanti al Ministero, ha già chiamato, lo sappiamo, io ero presente quando il prefetto di Catanzaro ha chiamato il Ministero. Alzi ogni 10 minuti il telefono e dica al Ministero che la gente in Calabria ha fame e a questa fame, caro Presidente, ci ha portato lei, non si aspetti più niente. Allora o ci risolve questo problema oggi, lunedì, oppure per cortesia si dimette insieme a tutta la sua giunta. Brava, brava! Incidente mortale a Sorianello nel Vibonese, un giovane ha perso la vita, grave la fidanzata. E di un morto ed un ferito, il drammatico bilancio di un terribile incidente che si è verificato questa mattina sulla provinciale 73 che porta a Soriano. Deceduto praticamente sul colpo Giorgio Pistininzi, studente universitario di 29 anni nativo di Locri, che era alla guida di una Punto che si è scontrata frontalmente con un Audi sulla quale viaggiava un giovane militare di Serra San Bruno, Vincenzo Zaffino di 20 anni. È rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in soccorso all'ospedale di Catanzaro la ragazza in auto con la vittima, Arianna Zaffino, 24 anni, nativa di Soriano e residente con la famiglia a Gerocarne. Una curva infida, l'asfalto reso viscido dalla pioggia, le condizioni di sicurezza precarie della strada e probabilmente una velocità al di sopra del consentito hanno provocato l'impatto violento e mortale. È stato lo stesso giovane alla guida dell'auto, rimasto praticamente illeso, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Soriano e quelli della radiomobile di Serra San Bruno, che hanno avviato gli accertamenti per meglio comprendere la dinamica dell'incidente e provvedere ad effettuare i primi rilievi sulla strada. Il Presidente Oliveri ha convocato i sindaci a Catanzaro all'ordine del giorno lo stato di salute della sanità nella nostra regione. Oliverio chiama a raccolta i sindaci sulla sanità. L'assemblea è in programma mercoledì mattina nella Sala Verde della cittadella regionale. La lettera inviata dal governatore a tutti i primi cittadini con l'ordine del giorno, l'esame delle gravi problematiche che caratterizzano la gestione del servizio sanitario regionale. Insomma, è scontro diretto con la struttura commissariale che, sostiene Oliverio, a 7 anni dall'insediamento non ha registrato il rientro dal disavanzo finanziario pregresso. Anzi, il deficit del bilancio sanitario regionale è notevolmente aumentato. I livelli essenziali di assistenza nella nostra regione continuano ad essere a rischio e i sindaci sono in prima linea. Basta pensare a territori come la Locride o l'Alto Ionio Cosentino. Pensiamo all'ospedale di Trebisacce che attende ancora, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, solo esempi di una sanità in grande difficoltà per carenza di personale e di calabresi che decidono sempre più spesso di farsi curare fuori regione. Il presidente Oliverio vorrà capire probabilmente quanto sostegno incasserà la protesta eclatante annunciata per fine mese, quella cioè di incatenarsi a Roma. Prima riunione del rinnovato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, eletto il nuovo presidente, si tratta dell'avvocato Vittorio Gallucci. Occupano tutte la parte bassa della graduatoria, ma con un trend in crescita in alcuni casi notevole, le province calabresi nell'annuale classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore pubblicata oggi. La peggiore è Reggio Calabria, al terzultimo posto nazionale, in crescita rispetto allo scorso anno di un solo posto. La città dello Stretto è preceduta da Vibo Valentia, 98esima, ma in recupero di 12 posizioni. In crescita anche Catanzaro e Cosenza, rispettivamente 90esima e 91esima, ma con un più 5 e più 10 sul 2016. La migliore a livello regionale, pur essendo 85esima a livello nazionale, è Crotone, che però fa un balzo in avanti di 21 posizioni. Aleggia lo spettro del dissesto nel comune di Reggio Calabria, voci sempre più insistenti disegnano scenari inquietanti per la città dello Stretto. Reggio Calabria rischia concretamente il dissesto finanziario ed è in ragione di questo motivo che le tasse comunali non sono state diminuite. Lo afferma Giuseppe Musarella dell'associazione Ethos, che fa politica attiva nella città dello Stretto. Secondo quanto scritto in una nota, sull'amministrazione c'è anche la massima attenzione della Corte dei Conti regionale, tanto che testualmente Musarella dichiara: l'operazione di riaccertamento del deficit sarebbe molto distante da quella reale. In
In cifre, secondo il Comune, il calcolo dei residui passivi sarebbe superiore di poco ai 143 milioni, secondo la magistratura contabile sarebbe invece di oltre 328 milioni. La discrepanza è evidente. Musarella ricorda che la Corte ha dato 60 giorni all'amministrazione comunale perché fornisca nuove e convincenti risposte. Quindi ora si resta in attesa e vedremo quali sviluppi ci saranno. A Gioia Tauro adesso, dove sono in arrivo fondi per bonificare le aree dove sorgono 2 discariche dismesse. Si intravede finalmente uno spiraglio sulle 2 discariche dismesse di Contrada Marella a Gioia Tauro, da anni abbandonati al loro destino. Adesso però la stagione dell'impotenza, dettata dall'ostacolo più grande, ovvero la mancanza di cospicue risorse per intervenire, forse sta cambiando. Ben 10 sono infatti i milioni che arriveranno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell'ambito di una serie di progetti in tema di tutela del territorio e dell'ambiente presentati dalla Regione e approvati dal Ministero, che consentiranno di porre fine anche a questo che è diventato un vero e proprio scempio. La cosiddetta bomba ecologica Marella si innesca quando la grande azienda proprietaria, la Tec Veolia francese, che fino al 2012 ha gestito il termovalorizzatore di Gioia Tauro, scappa dalla città senza preoccuparsi di mettere in sicurezza l'area utilizzata per stoccare rifiuti, fino a scoprire qualche tempo dopo uno scenario potenzialmente devastante: il percolato pericoloso liquido che si forma quando l'acqua piovana penetra una massa di rifiuti e dalla loro stessa decomposizione. Queste sostanze hanno infiltrato una sorgente, le cui acque, attraversando i terreni, si riversano nel torrente Budello e quindi in mare. Per lungo tempo è possibile scorgere in fondo ad alcuni pozzi utilizzati per irrigare i campi nella stessa area una densa e nauseabonda schiuma bianca che scorre tuttora, così come più volte è stato documentato sulla stampa. Ora qualche cosa si sta muovendo. D'ora in poi si potrà e si dovrà fare ben altro per risolvere in via definitiva e strutturale l'annosa questione della discarica Marella. Il sindaco di Varapodio a gamba tesa sul consorzio di bonifica: pretendono pagamenti per servizi mai effettuati. L'appello agli agricoltori: non pagate. 2 sentenze con cui la Commissione tributaria provinciale ha decretato da tempo l'illegittimità di tributi richiesti agli agricoltori di Varapodio e della Piana di Gioia Tauro dal consorzio di bonifica Tirrenico Reggino. Sentenze che hanno prodotto la condanna dell'ente pubblico e della Soget al pagamento delle spese giudiziarie. Malgrado questa condanna, il consorzio sta continuando a notificare ai proprietari terrieri cartelle di pagamento di tasse che dovrebbero pagare gli agricoltori. Decisione che ha fatto imbufalire il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari, che prima con un manifesto, poi con vari appelli, invita gli agricoltori della Piana a non pagare la vergognosa quota annuale, dice il primo cittadino, da parte del consorzio di bonifica. Dal 1933 che esistono questi consorzi, ma opere nel mio paese non ne hanno mai fatte. E allora le leggi dicono che comunque questi consorzi possono chiedere il tributo laddove creano quelle opere di bonifica e di miglioramento fondiario necessari proprio per giustificare quello che poi loro vanno a chiedere in termini di contributo annuale. Quindi questi consorzi, ma soprattutto il consorzio che ci riguarda direttamente, non ha fatto mai piani di classifica, non ha delimitato il perimetro di contribuenza, però ogni anno manda le bollette, ma li manda a tutti gli agricoltori. Loro devono chiedere i soldi laddove le opere vengono fatte veramente, e non è il caso del mio comune, quindi la ribellione che gli agricoltori stanno portando avanti è una ribellione sul fatto che loro comunque devono pagare un qualcosa per un servizio che non hanno mai ricevuto. E allora la mia protesta è una protesta che comunque nasce dalle sollecitazioni che tanti agricoltori mi hanno fatto. Torniamo alla cronaca con i nostri 100 secondi. Incidente mortale ad Ardore, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in seguito ad uno scontro con un'autovettura. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'intera comunità è piegata dal dolore, il ragazzo era molto conosciuto nella cittadina ionica, indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.
È ricoverato all'Annunziata di Cosenza il papà che questa notte ha tratto in salvo la moglie e la figlioletta di 4 anni che hanno rischiato di morire fra le fiamme sprigionate per cause in corso di accertamento a causa di un grosso incendio che ha avvolto il camper su cui dormivano a Camigliatello Sirano. L'incendio si è propagato velocemente all'interno del mezzo in cui si trovava la famiglia originaria del catanzarese. Il padre è riuscito a trarre in salvo i familiari ma ha riportato gravi ustioni alle gambe. Controlli effettuati nel fine settimana dai militari di Paola nei comuni del Tirreno Cosentino, più di 200 i veicoli e le persone controllate, numerosi controlli per alcol test, 14 le patenti ritirate, numerose anche le contravvenzioni. A Fuscaldo è stata sequestrata con conseguente denuncia a piede libero della proprietà un'area di 700 metri quadri adibita a vera e propria discarica abusiva. È stato arrestato a margine dell'incontro di calcio contro lo Scalea Natale Ianni, condannato in appello per associazione mafiosa e allenatore della squadra di calcio SD Reggio Mediterranea, società militante nel campionato di eccellenza calabrese. L'uomo sorpreso fra il pubblico a suggerire la tattica, in violazione delle norme sulla sorveglianza speciale cui era stato sottoposto e che vietano la partecipazione a manifestazioni sportive. Ancora una notizia di cronaca, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Rossano hanno posto agli arresti domiciliari un 27enne accusato di ricettazione. L'uomo avrebbe utilizzato per fare acquisti una carta di credito provento di furto. Siamo adesso allo sport, parliamo di calcio, bottino magro per le calabresi militanti nel campionato di Serie C, 3 pareggi e una sconfitta. Intanto comincia la settimana d'attesa per il derby Rende Cosenza. 3x e una sconfitta per le squadre calabresi di Serie C. Ad avere la peggio dal punto di vista del risultato il Catanzaro, punito dalla doppietta di Parisi. Disattenta la difesa giallorossa in avvio, già a rischio sul colpo di testa di Bernardo. Capitola sull'incursione del centrocampista siciliano. Lo svantaggio è una sveglia per la formazione di Dionigi, che sgomita e crea qualche occasione per il pari, ma a inizio ripresa è ancora Parisi a metterla dentro con un colpo di testa da traiettoria imprendibile per Nordi. Nel finale il gol di Falcone che non basta ad equilibrare il match, ormai compromesso, dopo l'espulsione di Nunzio. I ragazzi hanno fatto un ottimo primo tempo dove purtroppo abbiamo preso gol sul calcio sul palo inattiva, che è un nostro difetto. Poi abbiamo giocato solo noi, li abbiamo messi lì, abbiamo creato, forse abbiamo peccato qualcosa in zona gol. Poi il secondo tempo becchi gol subito e poi ricomincia a giocare, poi rimane in 10 e loro... Non dimentichiamo che venivano anche il turno di riposo, noi avevamo giocato. Senza reti e con poche emozioni la sfida del Pinto tra Casertana e Rende. Trocini chiede ai suoi il solito sacrificio e viene accontentato dalla prova dei biancorossi, bravi a smorzare l'iniziale verde ai campani. Nel finale di tempo l'acuto degli ospiti vicini al vantaggio con Franco, che si è visto respingere il tapin dalla traversa. Nulla di trascendentale nella ripresa e risultato blindato. È stata una partita equilibrata, giocata... a mio avviso bene dalla mia squadra, abbiamo rischiato poco, di questo sono contento, per cui sì, punto meritato sicuramente. Partita da 0-0, i portieri poco impegnati, forse l'occasione più grande l'abbiamo avuta noi con quella traversa, però devo dire che è assolutamente pareggio giusto. Stesso risultato tra Cosenza e Sicula Leonzio, con i siciliani intenti a limitare i danni contro i rossoblù, alla ricerca costante del gol, ma non sempre lucidi, e sfortunati nell'occasione della traversa colpita da Baclé. Anche nella ripresa, monologo dei silani, ma poche palle gol per Corsi e compagni, fino al triplice fischio anticamera dei fischi piovuti dagli spalti. In questo momento qui deve solo pensare esclusivamente a salvarsi. In questo momento qui deve fare più punti possibile, stare fuori dai casini e poi vedere quello che ci riserva al futuro. Si infrangono sulla traversa le speranze della Regina nel match con il Bisceglie. Bianchimano stavolta non fa centro, gli Amaranto stentano a trovare altre nitide occasioni. I pugliesi spaventano Cucchietti sul calcio piazzato con Lugo Martinez, poi sprecano nel finale con Montinaro l'occasione per beffare i padroni di casa. Abbiamo fatto del tutto per cercare di vincere. E in settimana tutte le componenti dalla società al direttore o staff tecnico, calciatori stessi, abbiamo lavorato affinché ottenessimo un risultato positivo. Ci siamo riusciti a metà, prendiamo un punto dopo 2 sconfitte e ci teniamo stretti, a mio avviso, una buonissima prestazione. Cambiamo argomento, il piccolo teatro dell'Unica l'ha ospitato il concerto che ha concluso la masterclass lirica, preludio della rappresentazione teatrale della Traviata prevista per maggio.
Il piccolo teatro dell'Unical è stata la cornice prescelta per il concerto finale dei giovani cantanti lirici che hanno partecipato alla masterclass organizzata dall'Associazione Culturale Polimnia con il soprano Fiorenza Cedolins. Le iscrizioni sono state 15 tra allievi effettivi e uditori. E per una masterclass, la prima volta oltretutto che si fa, è veramente notevole. C'è tanto da fare perché i conservatori formano questi giovani che però hanno bisogno proprio del contatto anche con il palcoscenico e poi con una tecnica di perfezionamento che questi personaggi come la signora Cedolins possono dare. Gli obiettivi dell'associazione di diffondere la cultura musicale e sostenere e promuovere i talenti del territorio sono stati perfettamente raggiunti. È stato un grande piacere, una grande opportunità, grazie al presidente dell'associazione Polimnia, Luigia Pastore, avere la grandissima Fiorenza Cedolins qui a Cosenza. Noi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con lei e in una sola settimana siamo riusciti a raggiungere dei traguardi che veramente sono difficilmente raggiungibili in così poco tempo. È stata un'esperienza sicuramente entusiasmante. Ringrazio per questo l'Associazione Polimnia che oltre a organizzare una viva stagione concertistica qui a Cosenza per noi giovani ci ha dato la possibilità di collaborare con delle personalità veramente grandi e per il nostro futuro è sicuramente qualcosa di importante. Al termine del concerto sono stati premiati i migliori allievi della masterclass ed è stata annunciata per il prossimo mese di maggio la messa in scena de La Traviata. All'Ocri, seminario sull'Europa, i particolari nel servizio. Dare il senso dell'Europa, lanciare un messaggio di convinta unione, far capire che l'Europa siamo noi. Europa uguale noi è stato il tema di un seminario organizzato dall'Ufficio di rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dalla società Europe Direct di Gioiosa Ionica. Location, il liceo scientifico Zaleuco di Locri, diventato ponte di collegamento con altre realtà territoriali della nazione. Coordinata dalla giornalista Alessandra Tuzza, la giornata ha infatti registrato gli interventi di autorevoli esperti in materia. Tiziano Tanzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha illustrato il programma didattico sui temi legati alla conoscenza del concetto di Europa. In videoconferenza Claudia De Stefani, sempre della Presidenza del Consiglio, ha parlato delle priorità del piano Juncker che individua le vere prospettive di sviluppo. Da Venezia Barbara Altomonte del Dipartimento Politiche Comunitarie ha relazionato sull'importanza dei tornei di conoscenza, vere e proprie competizioni tra scuole rivolte alle medie e alle superiori. Interessante anche l'incontro con l'Associazione di Roma Futura, i cui rappresentanti hanno illustrato i percorsi formativi del programma Erasmus. Evento Mont Blanc organizzato da Scintilleren, occasione per ammirare le creazioni del maestro orafo Santo Naccarato. Il gioiello è donna, quindi per me fare gioielli e ammirare le donne come li portano. E quindi le mie creazioni vertono tutto sulla donna. Alle nostre spalle vediamo proprio l'alta gioielleria del maestro orafo Santo Naccarato, però abbiamo visto anche delle vetrine dove si può comprare per tutte le tasche, per tutte le economie. Certo, Santo Naccarato quest'anno ha deciso di uscire con questa linea di mini gioielleria e quindi prezzi abbastanza modici per arrivare poi all'alta gioielleria con pezzi unici e ovviamente pietre sempre naturali e così diamo la possibilità a tutti di poter comprare tutto ciò che è bello e fatto bene. Questi nuovi orologi della Mont Blanc, ce n'ha uno lei al polso, è molto particolare, ci spiega un pochino in che cosa consiste la particolarità di questo orologio? Le caratteristiche salienti di questo orologio sono quello di avere una ghiera in ceramica, è stato sviluppato in collaborazione con la nostra manifattura che è alle Locre in Svizzera, oltre ad avere un movimento automatico fatto in casa, ha un brevetto sul cinturino
che è ventilato, così permette al polso di non sudare, ha questa caratteristica, e ha una chiusura micrometrica, cioè abbiamo la possibilità, una volta messo al polso, di utilizzare più step in funzione delle esigenze di chi lo porta al polso. Infatti, una volta chiuso abbiamo ancora ulteriori regolazioni micrometriche per far sì che aderisce al polso in maniera perfetta. E in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. La bassa pressione che nella giornata di domenica ha provocato l'annunciato cambio delle condizioni meteo. Attualmente si trova sulla Grecia, in ulteriore allontanamento verso est. Sulla nostra regione, dopo le piogge e le deboli nevicate sui monti, ora spirano intensi venti da nord che stanno spazzando i cieli, facendo diminuire ancora di più le temperature su valori molto al di sotto delle medie del periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, giornata generalmente serena o poco nuvolosa, tranne sul Reggino Tirrenico, ove saranno presenti nubi sparse capaci di produrre deboli piogge. Temperature stazionarie sempre su valori molto al di sotto delle medie del periodo, con minime molto basse sulla valle del Crati, Savuto e Catanzarese. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì, mari generalmente mossi con motondosi in ulteriore diminuzione nel corso della giornata. Venti inizialmente da nord-ovest moderati, che poi tenderanno a disporsi da ovest deboli o al più moderati. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata, arrivederci.